Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Al via la stagione della pallacanestro Portogruaro, che dopo la retrocessione al termine dello scorso campionato è stata ripescata in Serie D. Si parte con tante novità, con un roster sensibilmente più esperto e con un nuovo allenatore in panchina che rappresenta un gradito ritorno. Si tratta di Andrea Chiesurin, l'ex capitano che dopo aver appeso le scarpette al chiodo al termine dello scorso torneo disputato a Sacile è ritornato a casa con l'obiettivo di tagliare quanto prima il traguardo della salvezza anticipata e che per questo, seppur sotto traccia, si traduce anche nel puntare alla conquista di un posto nei play-off. Sì, le ultime due stagioni sono state due stagioni che hanno segnato appunto la fine della mia carriera da giocatore, se di carriera se ne può parlare, e l'anno scorso abbiamo vinto il campionato e quindi ho detto quale momento migliore per smettere. Subito dopo questa decisione è arrivata la telefonata di Leo che mi ha chiesto di intraprendere questo viaggio e io sono stato ben che contento della chiamata e a casa non si può dire di no, quindi sono tornato a casa, sono contento e iniziamo questa esperienza. Ecco, una squadra rinnovata rispetto alla scorsa stagione, fortunatamente è arrivato il ripescaggio, hai lavorato un po' per riuscire a riportare qualche vecchio qui che ovviamente sarà un mix di esperienza e gioventù. Sì, la squadra è stata stravolta ma anche no, nel senso che sono sicuramente venuti a mancare dei giocatori che hanno deciso di prendere altre strade, due sono andati a Trieste a fare un'esperienza nelle giovanili, Stefani è andato a Casarsa e tuttavia io ho voluto che quest'anno ci fossero anche dei giocatori senior perché secondo me sono necessari nella crescita dei ragazzi. Ho voluto richiamare i miei compagni di squadra e chiedergli una mano per ripartire e riportare Portogruaro dove merita, quindi a riempire il palazzetto, ad essere la bestia nera per tutte le società, perché giocare a Portogruaro sia da giocatore che da avversario mi è capitato è sempre molto difficile e quindi ho richiamato Nicolò Baruzzo prima di tutto, che è stato fermo l'anno scorso per qualche problemino alla schiena, e gli ho chiesto di venire a fare il capitano in questa squadra. Ho richiamato Nicolò Marcon, che l'anno scorso è stato uno dei migliori lunghi della Serie D, ha vinto il campionato a Pordenone, quindi ci darà sicuramente una grossissima mano. Ritorna dopo diversi anni di inattività Vittorio Cais, che era fermo per un problema al ginocchio, dal quale poi non è mai riuscito a venirne a capo, ed è ben entusiasta di ricominciare a giocare, che è un giocatore di estremo talento, che ci potrà dare anche lui una grossa mano. Ho portato con me da Sacile un ragazzo che si chiama Alex Mulato, è un lungo, è un ragazzo che secondo me ha ottimi margini di crescita perché stiamo parlando di un ragazzo del 96, è un senior però ha 22 anni, quindi è ancora molto giovane e niente, questi giocatori sono chiamati a fare le chiocce per trasportare i ragazzi che sono rimasti e che hanno sposato il nostro progetto a crescere e arrivare a diventare giocatori pronti. Ecco, allora a proposito di progetto, ovviamente una squadra che parte sicuramente per puntare come obiettivo primario alla permanenza in categoria, però insomma si strizza anche l'occhio a qualcosa di più. Ma bisogna stare con i piedi per terra sicuramente. Non dimentichiamo che, come hai detto in apertura, questa è una squadra che è stata ripescata, quindi l'obiettivo è mantenere la categoria. Dopo l'obiettivo che c'è dietro è quello di, per esempio, far diventare questo palazzetto di nuovo un fortino e quindi cercare di vincere più partite possibili che devono portarci alla salvezza. Non iniziamo a guardarci se vinciamo 2 partite di fila ma possiamo andare, bisogna rimanere con i piedi per terra fino alla fine. Senti, dal punto di vista così del gioco, che impronta vuoi dare a questo Portogruaro?
Ma sicuramente è una squadra che deve essere improntata sulla velocità, sull'intensità e sulla cattiveria, perché sono le uniche armi che ci possono portare all'obiettivo della salvezza. Quindi cattiveria intesa come cattiveria agonistica, che deve tramutarsi in intensità, in velocità, in intelligenza, essere più svegli possibili per arrivare all'unico obiettivo che abbiamo. Presidente, dovrà essere una stagione ben diversa rispetto alla scorsa, sebbene insomma andando a guardare anche lo scorso campionato di lati positivi ce ne sono stati e come? Sì, se la consideriamo solo dal punto di vista numerico è stata, come abbiamo già detto più volte, una stagione fallimentare. Si sapeva all'inizio della scorsa stagione che sarebbe stato un investimento per i ragazzi. Quest'anno infatti servirà, dopo il ripescaggio sul quale peraltro contavamo abbondantemente ed è stato effettuato per meriti sportivi, sarà una stagione in cui potremmo raccogliere un po' di frutti, principalmente i ragazzi che si sono sacrificati l'anno scorso, tutti i 2001 e i 2000 che hanno portato avanti l'Under 18 Eccellenza e la Serie D. Quest'anno avranno modo, diciamo, di raccogliere qualche frutto in più, appunto grazie all'esperienza dell'anno scorso. Abbiamo avuto il piacere di ritrovare alcuni nostri, fra virgolette, vecchietti, tutti i ragazzi nostri tesserati, che mi ha fatto molto piacere ritrovare alla chiamata di Chiesurin. Altra novità che abbiamo avuto il piacere appunto di ritrovare in squadra un allenatore cresciuto con il cuore e la maglietta granata, che è cresciuto anche come allenatore nella nostra società e che rientra dopo 2 anni di gioco al di fuori appunto di Portogruaro. Diciamo che abbiamo pensato ad un innesto appunto per valorizzare la squadra, per valorizzare i nostri ragazzi, e Chiesurin ha trovato Alex Mulatto, che è un ragazzo che ha giocato con lui a Sacile, e contiamo molto sul suo apporto. Rinforzerà il reparto dei lunghi, dove avremo un po' di spessore, anche perché abbiamo perso insomma, anche perché 2 ragazzi dei nostri del 2001 quest'anno sono andati a coprire le maglie di Trieste, di Basket Trieste 2004, e sono Richard Lessing e Davide Defendi, che svolgeranno, oltre all'Under 18 Eccellenza, anche il campionato di Serie D, quindi ce li troveremo come avversari, seppure nell'altro girone, quello giuliano. Quindi un'annata all'insegna, diciamo, delle ottime speranze. Il nostro obiettivo è quello di trovare possibilmente i playoff a fine stagione, ma confido in questo perché abbiamo le caratteristiche sia psicologiche sia, diciamo, tecniche per raggiungere questo obiettivo. Ecco, e questa sera si incomincia appunto la stagione della Serie D, però c'è tanta anche carne al fuoco per quanto riguarda il settore giovanile. Sì, abbiamo continuato nel nostro progetto Energy. Dopo l'uscita di Baloncesto, noi e Chions continuiamo nel nostro progetto. Le squadre le annate sono tutte coperte. Qui alle nostre spalle si sta allenando il nostro 2005, che è una compagine di tutto rispetto. Ci sono ottimi prospetti per il futuro, sono allenati da Marco Romanin, l'allenatore che conosciamo, e tutte le squadre appunto sono presenti. Forse l'unica che mancherà sarà l'Under 16, ma è ancora tutto da valutare. In compenso, grazie all'apporto di Marco Romanin e di altri soggetti che abbiamo inserito nel nostro roster tecnico, faremo un grosso lavoro a livello di mini basket, che è già partito con l'apertura di centri periferici, e incrementeremo il lavoro su Portogruaro, perché crediamo appunto che la linfa per il nostro movimento provenga ovviamente da sotto. E continuando a parlare di settore giovanile, dobbiamo anche segnalare, diciamo, la probabile, anzi quasi la sicura partenza di un vostro giocatore, di Giacomo Furin, che andrà alla Virtus Bologna, ovviamente nel settore giovanile, ma il che sta a testimoniare quanto sia stato buono il lavoro che avete fatto. Allora sì, in realtà non è ancora definito, ci sono delle trattative, ma è certo l'interesse di tutte le società del circondario di Serie A, perché hanno chiesto Giacomo Furin
Treviso in primis, ma Trieste e anche Udine, ed ha svolto un allenamento di 3 giorni alla Virtus Bologna, cosa che ci ha reso molto soddisfatti e molto felici. Virtus Bologna è uno dei migliori settori giovanili d'Italia. La cosa non è ancora definita, ma comunque Giacomo Furin è un prospetto di livello nazionale e che avrà il suo bel da fare a dimostrarlo appunto in palcoscenici diversi da quelli tuttora calcati, fino ad ora calcati. Approfitto di questa occasione per ringraziare tutti i coach, in primis Teddy Devetak, che con lui ha svolto l'anno scorso un lavoro eccezionale, gli ha dato una potenzialità tecnica che fino adesso non gli era stata fornita, e grazie anche a questo apporto è stato valorizzato appunto dalle società di Serie A. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258.